Buonasera ragazzi, salve amici, boa noite todo mundo. Itália que ganha esse amistoso contra os Stati Uniti, Itália che vince questa amichevole contro gli Stati Uniti per 1-0, gol di Politano, assist di Gagliardini, entrambi subentrati nel secondo tempo, nei minuti finali del secondo tempo, e Mancini questa volta ci ha azzeccato. Finalmente arriva questo gol dopo un digiuno, a parte sì, la vittoria con la Polonia, anche arrivata allo scadere. Nei 90 minuti non si riesce a segnare, io non lo so che ma fa, cioè neanche con Gimano riusciamo a segnare, non lo so, ci manca questo attaccante, però abbiamo un po' di punte un po' spuntate, si devono un po' registrare, un po' regolare, si sta comunque crescendo ragazzi, soprattutto la difesa che non subisce gol da un bel po', il centrocampo si sta formando più o meno. Diciamo che stasera hanno giocato un po', non dico le seconde linee, però la maggior parte erano seconde linee, né? Mancini che sta iniziando più o meno ad avere un'idea di chi deve essere titolare, ha mandato a casa un po', vabbè, coloro che lui non ha già dubbi, già un po', lui voleva vedere i giovani stasera, altri giovani, nuovi innesti, e ha fatto giocare questa Italia con qualche, diciamo, pilastro titolare, parlo di Bonucci, parlo di Verratti, non so se sto dimenticando qualcun altro, vabbè ci sta De Ciglio che è mezzo titolare, però comunque direi che Mancini sta pian piano dando una sua impronta a questa Italia, bisogna avere pazienza, poteva anche finire 0-0 perché comunque ormai i minuti erano passati, mancavano pochi secondi allo scadere. Ma come è successo con la Polonia, io penso che è stata anche la spinta del pubblico, quella che è mancata a San Siro, sinceramente. Non voglio fare di polemiche perché già vanno che sono io che non l'ho sentita questo tifo, ma nell'arco dei 90 minuti, soprattutto nei minuti finali, non c'è stato contro il Portogallo. Mi dispiace dirlo, ma stasera si sentivano più, forse non lo so, in Belgio ci stanno più, quei pochi italiani che ci stanno erano più calorosi, tenevano più voce. Poi c'erano anche gli americani che magari, che ne sai. Però comunque ragazzi io penso che è un fattore determinante lo stadio, non sto scoprendo l'acqua calda, si sa, ma si deve sostenere la squadra anche se è un amichevole fino a una partita di poco conto come la Nation League, la Liga delle Nazioni o come si chiama in Italia, fino all'ultimo secondo del minuto di recupero. E stasera come contro la Polonia si è sentito, correvano più forte, non lo so, correvano più forte, con più voglia, la volevano portare a casa questa partita e ci sono riusciti. Un applauso ai nostri ragazzi. Niente, direi sopra la sufficienza un po' tutti, L'Italia che ha avuto il pallino del gioco, è una partita che si è giocata nella metà campo degli USA, questo già si sapeva, no? Si dava per scontato. L'avversario, con tutto rispetto, non è che ci poteva far paura, ma di questi tempi comunque ci sono tanti giovani, tanti innesti nuovi, si sono comportati bene e bisogna avere pazienza, stiamo crescendo, dai. Forza Italia, un abbraccio a tutti, buonanotte, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao.